Albicocche 4. Prime albicocche sui banchi dell'ortofrutta. Sono ancora primizie, è meglio attendere o farsi consigliare dal vostro fruttivendolo. Arance 6. Ancora buona la presenza di arance da spremuta. Ormai sono solo bionde e quasi totalmente di origine spagnola. Asparagi 7. Ultime settimane per gli asparagi di origine veneta. La produzione è ancora molto buona e abbondante da consumare. Carote 7. Arrivano dalla Sicilia le ottime produzioni di carote novelle, ottime come snack spezzafame o da portare in tavola come pinzimonio. Cetrioli 7. Ottimi in abbinamento con pomodori e insalata, sono di provenienza veneta e di discreta qualità, molto idratanti. Ciliegie 6,5. Iniziata la stagione delle rosse ciliegie con i primi stacchi della tipologia Bigarò da Puglia e Veneto, attendiamo per i duroni. Fagiolini 5,5. Costanti gli arrivi dalla Sicilia e primi stacchi della produzione locale, anche se molti fagiolini arrivano ancora dall'estero. Fragole 7. La produzione del sud Italia lascia spazio a quella locale, con fragole molto saporite, ottime anche per la preparazione di marmellate. Insalatine sfuse 7. Freschissime e saporite, da acquistare a manciate giorno per giorno dal vostro fruttivendolo di fiducia, ottime le misticanze. Lattughe 7,5. Gentile, lattuga e cappuccia sono di ottima qualità, tutte venete più che eccellenti, cespi freschissimi e con altissima resa. Piselli 7,5. Sono arrivati anche i piselli veneti che insieme alle provenienze dal sud Italia sono freschissimi e di buona qualità. Pomodori 6,5. Ampia scelta varietale e di provenienze per il pomodoro italiano. Fatevi guidare dal vostro fruttivendolo in forme, colori e sapori. Siamo abituati a vedere i legumi, in particolare i piselli, già sgranati, pronti all'uso, inscatolati oppure congelati nelle buste che escono dai freezer appena prima di finire in pentola, ma in virtù della loro stagionalità che sta entrando nel vivo in questa settimana di metà maggio, vi invitiamo a recarvi dal vostro fruttivendolo di fiducia per acquistare i piselli freschi racchiusi nel loro profumato baccello, anche perché l'attività della sgranatura vi permetterà di riscoprire un gesto un tempo così comune e ora piuttosto desueto. Il pisello fresco, inoltre, a differenza di quello essiccato, è naturalmente più morbido e si cucina in pochi minuti e a parità di peso è molto meno calorico anche in virtù della maggior presenza d'acqua al suo interno. I piselli freschi sono infatti i legumi meno calorici in assoluto, ma non meno ricchi di proprietà benefiche. Contengono vitamine, minerali e preziose proteine vegetali. Più sono piccoli, maggiore è il loro valore gastronomico. I finissimi, più pregiati, sono ottimi in risotto o in insalata. I fini vanno bene per contorni o cotture in umido. I medi e i grandi ben si adattano a minestre, passati e purè. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.